Eccoci ritrovati in studio. Abbiamo parlato di impegno nella consulta, abbiamo parlato con l'attuale presidente e gli ex presidenti e diciamo che dalla consulta alla politica forse per certi versi il passaggio è breve, perché appunto, come vi avevo presentato all'inizio della puntata, tra i due ospiti che sono seduti alla mia destra ci sono due ex vicepresidenti che però hanno intrapreso la carriera politica. Cominciamo da Bosetti, che è più vicino a me. Come è stato un collegamento naturale? È stata una ispirazione che è venuta più tardi? È stata proprio una prosecuzione di quello che è voluto essere un impegno per la propria comunità. La consulta provinciale personalmente mi ha insegnato molto, mi ha insegnato a approcciarmi con il mondo delle istituzioni, a conoscerlo, a raffrontarmi con, mi ricordo all'epoca, la provincia di Udine, l'ufficio scolastico regionale. Mi ha insegnato a capire che se tu parti da un'idea devi avere anche l'abilità di mediare perché ti trovi comunque in un organismo complesso che vede tante teste coinvolte, ognuno con delle idee e ovviamente delle sfumature diverse delle cose, e quindi appunto questo lavoro di mediazione che è molto importante se si vuole avere a che fare appunto con delle soluzioni che riguardano poi la comunità. Il passaggio per me è stato graduale, perché dopo l'esperienza che ho fatto, io ho fatto 2 volte il vicepresidente della consulta provinciale, anche all'interno della mia carriera universitaria feci prima rappresentante di facoltà e poi il consigliere di amministrazione dell'Università di Udine e successivamente mi candidai. Gradualmente arrivai esattamente alle elezioni comunali di Udine, dove mi candidai e venni eletto. Bene. Invece Filauri? Sì, per me forse non è esattamente lo stesso, come dire, un passaggio immediato, però sicuramente lo spirito che mi animava allora è lo stesso che continua a spingermi nell'impegno per la cosa pubblica. Io ricordo molto chiaramente, molto distintamente, un'assemblea di istituto dove il rappresentante di istituto si vede un po' timido, un po' impacciato, ed era proprio necessario prendere la parola. In quel momento io ho detto, nonostante non sia esattamente il mio ruolo, ma in quanto rappresentante degli studenti in un altro organo che era la consulta, mi sono deciso a prendere la parola e lì ho sentito come una chiamata, diciamo, in un certo senso. E credo che questo spirito sia stato mantenuto poi, quando mi hanno, diciamo, proposto la candidatura anche per le elezioni comunali. Io dopo come dire, qualche giorno di pensiero ho detto va bene, mi lancio, no? Dovrò pur capire cosa devo fare, no? Sì, devo dire però sì, la consulta, sì, non si può guardare la consulta come, diciamo, una succursale di scienze politiche che prepara gli studenti alla carriera, ma certamente, insomma, dà molto in termini di relazioni. È più un'esperienza, no? Sì, è un'esperienza, ma cioè, insegna anche, ad esempio, il rispetto per le istituzioni. Questo sono grato al professor Bertoni, che è stato forse il primo a insegnarmi questo, e anche, come diceva Lorenzo, il rapporto con gli altri, la capacità appunto di giungere a una forma comune di accordo per poi proporre qualcosa. Certo. Assessore Panariti, veniamo a lei, perché lei è insomma, un assessore regionale, fa politica da diverso tempo. Come è iniziata? Da dove è nata questa passione? Qual è il suo percorso agli esordi? Io ho una vita lunga, quindi devo cominciare da lontano. Perché ha cominciato giovane? Diciamo, non tanto a scuola quanto nella comunità in cui vivevo. Avevamo un circolo culturale, ci occupavamo di ragionare insieme ai ragazzi su quelli che erano i problemi del territorio. Poi erano anni in cui si protestava e si contestava, penso al tema del nucleare, al tema delle servitù militari, i diritti delle donne. Poi anche mi sono fermata dei periodi perché ho studiato, sono stata all'estero, ho fatto un dottorato e quindi ci sono stati dei periodi di fermo, diciamo, di attività e di impegno. Per arrivare poi, intorno agli anni 90, quindi già con famiglia e con figli, di nuovo impegnarmi nella mia comunità. Ero consigliere comunale, poi sono stata assessore del mio comune. Lei è di Gorizia? Io sono di San Pier di Sonzo. Ah, ecco, facciamo... se vogliamo essere precisi. Sì, dobbiamo. Provincia, allora, diciamo.
E quindi ecco, lì l'impegno è stato proprio in comune ed è stato molto interessante perché si imparano diverse cose. Poi all'università, nel consiglio d'amministrazione, io insegno all'università, per poi arrivare nel tempo a diventare assessore regionale. Quindi ci sono stati, come dire, dei periodi dedicati molto alla professione vera, che è quella di professoressa, e altrettanti alla sua formazione, alla famiglia e chiaramente appunto, visto che parliamo proprio di impegni e la politica è una vocazione, io me la immagino come una spinta che nasce da dentro. Io penso che sia innanzitutto passione e desiderio, perché insomma c'è qualcosa che si deve sentire, il tema della giustizia, il tema dei diritti, che poi viene accompagnato dalla volontà, perché ci vuole anche un impegno, appunto, dicevano prima i presidenti delle consulte che il percorso soddisfacente è anche impegnativo, quindi c'è la passione, il desiderio e la volontà e poi l'impegno che mette insieme tutto quanto e la soddisfazione di costruire comunità e di mettersi in relazione con gli altri e di essere a servizio. Anche perché nel suo caso è una politica comunque che riguarda il territorio e quindi si tocca con mano anche la realtà vicina. Le mie deleghe, penso al lavoro, ma anche all'istruzione, alla formazione, sono deleghe in cui ti devi confrontare con le persone vere, in carne ed ossa, tutti i giorni, perché pensiamo a chi perde il lavoro, anche agli studenti che hanno una serie di esigenze, quindi sì, sono deleghe che ti mettono in relazione con le persone. Questo è bello quando si riesce a risolvere un problema, è meno bello quando magari non si trovano le risposte, però le risposte bisogna trovarle. Chiaramente. Allora, invece parlando della partecipazione dei giovani, le statistiche non sono così rose perché si parla di un 14-15% di giovani, in questo caso il dato è del nord-est ed è quello più virtuoso nel nostro paese, di giovani che sono impegnati o appunto con associazioni di volontariato o per quanto riguarda magari impegno politico. I giovani, la fascia va dai 14 ai 29 anni, quindi sì, è piuttosto ampia, però insomma dà uno spaccato abbastanza preciso. Le medie poi al sud, nelle altre zone d'Italia, si abbassano notevolmente. La percentuale di adulti invece che sono impegnati nel sociale, nella politica, nel mondo del volontariato è di poco superiore, intorno ai 18%. Tra invece diciamo, i settori di impegno più gettonati ci sono la sanità, quindi immagino aiuti, quindi opere di volontariato presso strutture, eccetera, attività ricreative, culturali, sportive legate all'istruzione, come può essere ovviamente la consulta, nell'ambito sociale, ambientale, cooperazione internazionale e poi religiose, perché diversi sono i tipi di associazionismo. Si parla però anche di una disaffezione dei giovani al mondo della politica. Chiedo a lei se questo rispecchia la sua impressione o se sono generalizzazioni che forse non dipingono bene il quadro. Io credo che la politica sia impegno generale per il governo della comunità, per le relazioni all'interno della comunità, quindi non credo che i giovani siano disinteressati. No, non disinteressati dicono, infatti la precisazione poi è che non sono disinteressati, ma forse non trovano un interlocutore o non credono di trovare un interlocutore pronto ad ascoltarli, per cui si parla di questo fenomeno di allontanamento da una politica forse più legata ai partiti. Viene contestato questo da chi non si sente partecipe e allora magari appunto scelgono altri tipi di associazionismo. Esatto. Io credo sia importante, nel senso che i ragazzi e le ragazze partecipino anche all'interno delle amministrazioni, del governo. Allo stesso modo è importante anche quella che è l'attività e l'impegno nel sociale, nel volontariato, anche quella è politica di grande livello.
Probabilmente c'è anche un altro tema, il fatto che sono molto impegnati anche per il proprio futuro, perché l'impegno politico significa per un certo periodo o in alcuni casi magari tralasciare... Sì, come ha detto lei, e questo ci sono degli stop. credo Possa fare da insomma, deterrente anche. sì, in alcuni casi. O forse anche il fatto che in certi momenti la politica non ha dato spettacolo proprio positivo. Ecco, bisogna dire anche questo. Bene, ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo e sentiamo invece cosa hanno da dire i nostri ragazzi. Eccoci rientrati. Allora, abbiamo parlato con gli ospiti, li abbiamo presentati, abbiamo parlato di impegno, di politica, adesso la parola per forza di cose ai nostri ragazzi che scalpitano. Cominciamo da Martino e poi ci spostiamo di qua. Buonasera, io devo dire che sul tema del rapporto fra i giovani e l'impegno politico penso che una delle grandi colpe in realtà sia della politica stessa, che negli ultimi 30 anni, che se parliamo di politica possiamo parlare degli ultimi 30 anni, gli ultimi anche 40 anni, si è molto allontanata dai giovani, si è molto allontanata dai temi che possono interessare la generazione contemporanea e anche ad esempio perché intanto i giovani guardano i media, guardano ad esempio i grandi media, non guardano cose come il giornale, non leggono il giornale locale, se leggono il giornale, leggono i giornali internazionali, leggono i giornali di testata nazionale, quindi ad esempio la politica locale viene completamente perduta perché il comune, la regione, la provincia vengono visti come enti abbastanza irrilevanti in realtà. Mentre la politica nazionale invece diventa qualcosa di talmente lontano, distaccato e anche ad esempio in mano a una generazione completamente differente dalla nostra, che parla di temi differenti. La politica parla sempre di pensioni, di relazioni internazionali, di partiti, di storia politica, che sono cose con cui un giovane ha difficoltà a interfacciarsi perché finché si parla di storia politica sono gli ultimi 30 anni di relazioni che sono oramai incomprensibili a un esterno, uno che è appena arrivato. Mentre i temi invece più vicini ai giovani vengono spesso tralasciati perché non attirano neanche quelle che sono le più grandi fasce di voto, perché i giovani sono anche una minoranza proprio di votanti nel mondo. La disaffezione al voto, diciamo che anche come un po' il volontariato segue abbastanza di pari Sì, esatto. passo anche quella degli adulti. Perché i giovani sentono di non avere la possibilità di veramente influenzare. Se non sentono di poter influenzare non nasce neanche una passione, un interesse. Non si sentono rappresentati. Sì, proprio non sentono neanche di poter avere una reale, di poter sviluppare una rappresentazione e quindi vanno invece dove sentono di poter avere una reale efficacia. Quindi il settore sanitario dove ad esempio salvare una vita o aiutare qualcuno vedendo come proprio lo si aiuta fisicamente può dare proprio una percezione viscerale di supporto, di influenza sul mondo che invece un processo politico molto lento che poi abbiamo anche visto e che i giovani forse hanno una percezione ancora di quanto sia sempre più macchinoso, sempre più complesso e abbia sempre più l'aria di essere una macchina incomprensibile, completamente lontana dalla realtà, non dà. Allora, io farei rispondere a Bosetti che vedevo che... e voi due. Cominciamo da voi. Le considerazioni che ho sentito sono abbastanza condivisibili perché appunto quando si ha la percezione di essere poco incisivi in qualche processo decisionale ci si disaffeziona, si dice che senso ha che partecipi, che mi impegni, che discuta se poi la mia voce non viene ascoltata, la mia opinione non viene considerata. Quindi questo effettivamente è un problema. Però un'osservazione che mi permetto di fare è che viceversa è vero che si tendono a seguire magari i grandi temi internazionali, mondiali, perché si ha più facilità di consultare appunto testate editoriali di tiratura nazionale o siti internet globali. Però quello che volevo dire è che invece
le amministrazioni più vicine al territorio, più vicine alla comunità, sono quelle che poi possono ascoltarti più facilmente, quindi è lì che bisognerebbe, secondo me, se si vuole raggiungere qualche obiettivo, cercare di aprire un'interazione, di seguire quello che fanno ad esempio i nostri rappresentanti in comune, in provincia adesso, o in regione, faccio per dire. Quindi mi raccomando, monitorare anche gli enti di rappresentanza locali Sapere che cosa succede a perché casa sono più propria. raggiungibili e lì si può incidere più facilmente. E Filauri, prego. Sì, io come Lorenzo insomma ho un piede in due scarpe, no? Perché è vero che sono rappresentante in comune e quindi ho una carica politica, ma appartengo ancora alla generazione che si ritrova in quello che dice... Come ti chiami, scusa? Che dicevi tu, Martino, no? Nel senso che c'è tra i miei coetanei, qualche anno più, qualche anno meno, questa disaffezione è molto sentita. E più di qualcuno mi ha detto, ma sì, ma io capisco insomma, i temi globali, ma veramente occuparmi di chi si candida al sindaco che vuole la poltrona del paesino, eccetera, io proprio queste cose non le capisco. E insomma, il clima che tu descrivi è abbastanza vicino a me. Io però ricordo una cosa, no? C'è un collegamento tra le grandi istituzioni, vuoi Europa, vuoi ONU, e anche diciamo, le amministrazioni e quindi la politica locale. Cito soltanto un esempio perché è un tema che a me è caro. Il tema credo che sia abbastanza caro a tutti, che è l'ambiente. Molti di voi hanno sentito parlare della conferenza di COP21 a Parigi, problemi climatici, limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi, proprio perché c'è un rischio che la nostra età sta correndo a livello planetario. Quello che invece non viene detto ai telegiornali e alla TV è che poi in realtà le politiche che devono rispettare questi criteri sono politiche anche locali. E per dire, la mia esperienza in comune mi ha permesso anche di conoscere un ufficio che si occupa specificamente di questo tema e che guarda ad esempio all'efficientamento energetico degli edifici. Questo è semplicemente un esempio per dire, i temi globali, se non hanno qualcuno in loco, in grado poi di calarli, di renderli effettivi, restano parole al vento e quindi si sente questa disaffezione. Il grande sforzo e la grande fatica che uno deve fare è, come dire, sopportare questa cosa che tu richiamavi, questa lentezza, questa macchinosità, quasi kafkiana mi sembrava, no? Che tu, ecco, bisogna sopportarla tentando il più possibile di esercitare, no? Queste pressioni anche a livello sociale, cioè non è soltanto l'amministratore è più forte se ha dalla sua una serie, che so, se i giovani spingono in una direzione, l'amministratore piano piano si attacca. Grazie. Di qua invece... Prego, Aurora. Sì, allora, è vero quello che dice Martino, che comunque tra i giovani io sento la differenza d'età tantissimo ultimamente, anche quando parlo proprio anche sui temi sociali con gli altri ragazzi o proprio parlando anche con i ragazzi che sono ancora a scuola, per dirti, perché quando c'ero io in consulta o comunque quando io ero a scuola, noi, almeno noi rappresentanti, facevamo anche attività con i giornali, per dirti, e prendevamo i ragazzi e come facevamo in trasmissione a Telefriuli, che magari ci confrontavamo su più aspetti e su vari temi, facevamo anche a scuola, quindi c'era un dibattito magari anche a scuola, piccolo, magari anche 5 persone, ma almeno quelle 5 persone lì c'era un dibattito. Effettivamente adesso noto che non c'è interesse su certi aspetti, c'è anche da dire che con l'uso dei social, che è vasto ed è anche molto alto, a numeri basandoci sui giovani, comunque io ci sono anche dentro, quindi... Sì, abbiamo fatto una puntata intera, abbiamo scoperto esatto. che ci sono dei social per vecchi, come noi, non è, e altri per più giovani, però insomma sicuramente la vita del social incide. E c'è un utilizzo sbagliato anche su questo lato qua, perché faccio un esempio, magari un politico, un parlamentare italiano, come anche all'estero, fa un'affermazione che magari può fare scalpore, quel video viene tramandato, condiviso dai vari ragazzi e un ragazzo si prende l'idea di quei 5 secondi o quella parola detta da questo politico e automaticamente 100 condivisioni fanno tutto il pensiero dei giovani. A volte succede questo, quando magari non si sa neanche di cosa si sta parlando in realtà o in maniera concreta di questo politico, come può essere sui social
tramite un giornalista, tramite le Iene o altro, che veniamo a scoprire tante cose e magari noi non siamo informati. Quindi il disinteresse c'è soprattutto alle età piccole, per quanto mi riguarda, perché non se ne parla abbastanza, non ci informiamo e perché neanche a noi ci interessa effettivamente. In politica a Udine, per dirti, ce n'è, si fa, sono magari pochi i giovani che se ne occupano, ma perché anche a volte non sappiamo neanche come approcciarsi o come andare a chiedere io vorrei fare questo, non sappiamo neanche a chi rivolgersi. Quindi questa è la mancanza nostra, informazione forse. Assessore Panaritti, cosa risponde? Cioè veramente la politica è così, vista così anche a livello locale, poi così, in maniera così ostica? Parto dalla prima, il mondo è complesso, c'è da studiare, bisogna studiare, non c'è scampo a questo, bisogna approfondire. Io credo che la disponibilità all'ascolto ci sia sempre. Io con molti di voi che mi scrivono per chiedermi informazioni, mi contattano su Facebook, mi scrivono un'email, rispondiamo, insomma C'è si un parla. rapporto C'è la vero, possibilità. Io vedo tra i miei colleghi il fatto che tutto quello che arriva, penso alla Presidente, ma non solo, viene immediatamente mandato all'assessore di competenza, c'è un'attenzione precisa a rispondere alle persone, proprio perché il servizio è il servizio alle persone. Quindi attraverso i mezzi normali, che sono appunto l'email, il social, eccetera, se c'è una richiesta o una volontà di discussione, lo spazio si trova e la disponibilità c'è. Che poi passi invece nell'immaginario che la disponibilità non ci sia, è anche vero, però non è così, la realtà è diversa. Prego. Allora, secondo me, innanzitutto, l'ascolto probabilmente anche tra i giovani c'è la possibilità. Adesso noi rappresentiamo comunque un organo che ha come obiettivo proprio quello di dare voce, come anche questo programma, quello di metterci al servizio della comunità, dei ragazzi, degli studenti e interfacciarsi appunto con le amministrazioni o con chi ha funzioni governative. Quindi semplicemente c'è qualche problema, i ragazzi, almeno io per quello che so, quello che vedo a scuola, quello che con i ragazzi con cui mi interfaccio, insomma, la disponibilità noi la diamo sempre. L'ascolto penso sia la prima abilità che un ragazzo deve insomma, presentare, sì, uno degli obiettivi principali, perché comunque gli spazi e i momenti per far sentire la propria voce secondo me ci sono. Quello che invece molto spesso appunto è visto nell'immaginario, secondo me bisogna anche chiedersi perché viene mostrato così anche probabilmente dai mass media o da chi altro, perché fa più comodo magari una notizia che va a parlare male di un politico, va a parlare male di un amministratore, fa più scalpore rispetto a parlarne bene o comunque far vedere tutte quelle cose che vanno bene, che funzionano, tutte quelle nuove proposte, tutte quelle nuove cose che molto probabilmente hanno quella riga alla fine dell'ultima pagina del giornale e che in realtà hanno risolto tutti gli altri problemi che sono stati presentati prima. Quindi adesso non è una colpa che... No, tranquillo, però effettivamente molto spesso ci deve essere anche da parte della comunità o comunque da chi fa informazione una predisposizione a dare la realtà come sta, non solo per come la si più vuole. conviene. Esatto, certo. Bene. Pubblicità. Ci fermiamo e ritorniamo subito. Buonasera, siamo di nuovo con i ragazzi della consulta. Si parlava di impegno politico, impegno nel sociale. Abbiamo un intervento. Prego, alzati in piedi.
Devo dire... Sì, di anche il tuo nome. Mi chiamo Stefano e volevo parlare della mia esperienza in questione appunto di lavori in cui mi dovevo impegnare, eccetera. Allora, ero partito... Un giorno mi era venuta in mente una cosa, uno di quei progetti che vengono, sai, quando si è ragazzini, che si dice magari alcuni vogliono diventare astronauti, alcuni vogliono diventare... Boh. E insomma, mi era venuto in mente un progetto, un'idea e pensavo, ma sarebbe carino magari parlarne con qualcuno, perché se fosse applicata sarebbe davvero carina. E appunto, questione impegno non comporta soltanto il pensarci, comporta anche il comunicare alle persone giuste. Persone giuste, quali persone giuste? Guardo intorno a me e effettivamente non ne conoscevo. Cosa ho fatto? Impegno, andato a cercare su internet che cosa si poteva fare per trovare risposte ai miei dubbi. Ebbene, avevo provato un giorno a parlare con una carica di sindaco, avevo provato a parlare con un sindaco del mio progetto, ho detto carina l'idea, dammi il tuo numero, così colà, dopo... Ok, però dopo mi sono messo in contatto anche con un'altra azienda, non so per chi conosce Friuli Innovazione... Sì, no? Ok, Friuli Innovazione mi ha dato un'enorme mano, un team di ottime persone, eccetera. Quindi, in un certo senso, l'importanza che ha il giovane, ok, nello sviluppo appunto dell'economia, delle idee, eccetera, nel mandare avanti quello che sarà alla fine dei conti il nostro futuro, è di fondamentale importanza. Perciò, riguardo a questo, l'ottica con cui secondo me le politiche attuali dovrebbero guardare i giovani dovrebbero essere, se non altro, con interesse. Con molto interesse, puntare tanto il dito verso quello che verrà dopo. Perché una cosa che ho avuto modo di notare è che la storia, comunque ripropone gli stessi scenari, ci ha fatto vedere, ci ha mostrato in ogni modo possibile che non si pensa a quello che verrà dopo. Dice, boh, io mi sono messo il mio in tasca e gli altri si arrangiano. L'ottica deve cambiare, se no non si va da nessuna parte. Una cosa su cui volevo mettere appunto i puntini sulle i era la questione che vedo che c'è un movimento, una sorta di impegno che ogni tanto si vede a sprazzi eccetera, qualche cosa, però non viene sponsorizzata abbastanza, non viene sponsorizzata l'anima della persona stessa, non viene sponsorizzato ciò che può dare, come può darlo in ogni modo possibile, sia attraverso musica, attraverso dipinti, rappresentazioni, attraverso idee. Bisogna puntare su di noi, bisogna puntare su quello che sarà il futuro e sull'ottica con cui guardarle. Questo è quello che Tu sei però dire. anche molto appassionato evidentemente del tuo progetto, ci hai creduto, un po' come l'assessore Panariti che prima diceva per fare politica ci vuole passione, e un qualcosa che ti nasce da dentro, quindi sei stato anche probabilmente animato da un forte desiderio di realizzazione di una tua idea, di un progetto, e ci hai creduto, non ti sei fermato al primo ostacolo, quello forse più istituzionale che non ha dato le risposte che volevi, però hai citato un incubatore di idee che è Friuli Innovazione, ad esempio, che funziona, che dà l'opportunità, e bravo ad aver partecipato, di realizzare delle cose. Qualcuno voleva? No, sì. Passo la parola di qua perché vedevo grande entusiasmo. Prego Francesco, dai, hai tu il microfono. Prendo la parola. Comunque in realtà volevo rispondere al ragazzo che ha appena parlato. Volevo dirgli che una cosa che dico spesso è che la parola politica deriva dal greco polis, che vuol dire comunità, ma polis deriva a sua volta da polemos, ha la stessa radice di polemos, che in greco antico vuol dire guerra. Ovvero vuol dire contrapporsi tra due cose. Noi siamo due generazioni che si contrappongono. Siamo una generazione di persone che non riescono a capire spesso i nostri interessi. Ed è sempre stato così nella storia. E noi non possiamo neanche aspettarci che tutte le volte che noi facciamo un progetto qualcuno riesca a capire quello che noi gli stiamo dicendo. E lo sforzo principale che dobbiamo fare noi giovani è fare comunità tra di noi e imporre certi nostri progetti. Perché se tu vai lì dicendo guarda io ho un bel progetto, mi piace, tanti bei saluti, una volta su 20, te lo dico per esperienza personale, io faccio politica da quando ho 16 anni, ho fatto rappresentante di istituto, di consulta, mi impegno anche fuori dalle istituzioni scolastiche.
Una volta su 20 te lo ascoltano, le altre 19 tu devi fare comunità con gli altri ragazzi che riescono a capire quello che tu stai dicendo e imporre quella che è la tua idea. Quando io sono andato dal mio preside e gli ho detto guardi, secondo me noi dobbiamo fare la valutazione dei docenti, perché non è possibile che io sia costretto ad essere valutato da un docente in base al suo umore, di come si sveglia un giorno che gli va bene, un giorno no, ed è una cosa che io faccio giurisprudenza all'università e mi capita spesso all'esame, io vengo valutato in base all'umore di un professore. Questa non è una cosa giusta, ma i professori, il preside, le istituzioni, a loro conviene, ma non conviene, semplicemente non riescono a capire certi nostri bisogni. E allora, secondo te, è giusto dire no, guarda, loro non ci capiscono e allora facciamo così, lasciamo la cosa come sono perché sono loro che non ci capiscono? O è giusto prendere tutti i ragazzi, tutti gli alunni che capiscono quello che io sto dicendo e facciamo fronte comune, cerchiamo di darci una mano l'uno con l'altro, perché quello che hai fatto tu è giusto, tu hai fatto la cosa giusta, ma a volte non bisogna rassegnarsi quando tu vai dal sindaco del tuo comune e lui ti dice guarda, questa qui non è un buon progetto. Tu devi tornare la volta dopo e dire guarda quanti ragazzi stanno dicendo la stessa cosa che dico io, forse non sono io che ti sto dicendo la cosa sbagliata, ma sei tu che non hai capito il mio progetto e non riesci a capire che questa è una visione per il futuro e non per il presente. Questi sono i punti fondamentali. Dobbiamo anche imparare a fare comunità tra di noi, dobbiamo imparare a combattere anche per quello che vediamo e non rassegnarci di fronte a certi ostacoli. Io vedo, adesso ho creato da pochi mesi con un po' di ragazzi una comunità che cerca di fare più che politica, cerca di impegnarsi sul territorio per cercare di risolvere i problemi concreti dei ragazzi. Cioè, quello che dobbiamo fare è, noi abbiamo ad esempio, io ho fatto gli ultimi anni di liceo a Udine era tutta una festa, cioè noi uscivamo tutte le sere, c'era robe da fare. Adesso gli ultimi 2 anni io esco a Udine e molto spesso dico guarda, io esco a Udine, parlo con i miei amici, è un mortuario alle 11:30 tutti a casa. E allora noi andiamo lì e ci rassegniamo del fatto che noi non abbiamo niente da fare in una città di 100.000 abitanti, oppure andiamo ad esigere il fatto che debbano essere fatte delle attività per noi, che debbano essere fatti degli eventi anche fatti per noi nella nostra prospettiva, non solo perché quelli che abitano in centro dicono noi non vogliamo la confusione a mezzanotte e allora non si fa niente. Noi siamo una grande comunità fatti di ragazzi che hanno delle esigenze, dobbiamo prendere e farci valere. Questa è la cosa importante, dobbiamo prendere e far fronte comune per imporre a volte, quando non siamo ascoltati, quelle che sono le nostre esigenze. Aurora, vuoi rispondere? Allora, intanto il ragazzo era nella tua stessa parola, semplicemente il ragazzo, io ho apprezzato moltissimo il tuo intervento perché hai avuto ragione dall'inizio alla fine e ti dico, io sono stata una rappresentante molto particolare, ma nella mia vita in generale ho dovuto fare delle lotte impossibili nelle scuole a Udine. Non sai quante volte ho bloccato i miei ragazzi fuori scuola con la carta igienica, per dirti, col preside fuori che mi veniva a parlare e io nonostante tutto facevo restare fuori i miei ragazzi, del Cecconi in questo caso, finché non ci alzavano la temperatura, per esempio, perché non si poteva fare lezione con 7 gradi in classe, eravamo con le coperte, comunque avevamo tanti problemi seri e propri, come in tutte le altre scuole, ci mettevamo tutti insieme, il gruppo faceva la forza in quel caso lì, però devi trovare una persona che appunto, come me per esempio, che non si abbatte al primo no, va oltre, ma come in qualsiasi altra attività che abbiamo fatto. Un'altra cosa che ci tenevo a dirti, e anche a te, sì, è vero, allora a Udine è morta la Movida, eccetera, non è una cosa che va tutta così facile, non è una cosa che se ci mettiamo io, te e altri 5 ragazzi fanno la forza quanto. Io abito in centro, sono l'unica che abita in centro che dà sempre i permessi per fare queste feste qua, ma se dall'alto me lo bloccano, io da residente in centro non ho parola, voce in capitolo. E io sì, però mi ritrovo. Allora, il punto iniziale è che bisogna avere delle idee, mandarle avanti, bisogna fare un gruppo di persone adesso di qualsiasi età e farci ascoltare, anche perché una cosa devono capire i nostri politici e chi ci rappresenta, che siamo noi che li votiamo e siamo noi che siamo il futuro. Quindi per far sì che la gioventù d'oggi si avvicini anche alla politica, perché è una cosa molto fondamentale la politica per noi, cioè noi abitanti in generale,
della città, comunque noi italiani, perché dal momento in cui votiamo noi, e votare è fondamentale e non lasciare la parola agli altri, perché si è visto i danni che abbiamo fatto ultimamente. Quindi dico, bisogna metterci d'accordo, fare la forza, fare un gruppo di lavoro potente, ma potente nel senso che rappresentare veramente ciò che noi vogliamo. Un politico è la nostra voce, non è la tasca propria. Dopo 5 anni si è fatta già la vita assicurata, io che non arrivo a fine mese, chi mi risponde a me? Cioè bisogna mettersi d'accordo su questi punti fondamentali e portarli fino in fondo, non trascurarli. Prego, alzati, scusami, ti devo far alzare in piedi. Allora, volevo tornare un po' sul fattore del discorso, sì, sul discorso la politica ai giovani, perché comunque vedo il 50% dei giovani che conosco un po' non si intendono di politica, un po' non si interessano e quindi io mi trovo ogni tanto a parlare un po' da solo. Con altri, preciso, anche in classe ogni tanto, con certi amici perfettamente, ma con molti devo ammettere che non è poi così facile parlare di politica. Però siccome abbiamo parlato anche di realtà comunali senza andare a Roma, a grandi politici, volevo sollevare una questione e buttare un po' di carne al fuoco. Diciamocelo, la politica non funziona, è così. E perché lo dico? Non perché dico, no, quelli a Roma, tutti ladri, no, non vivo a Roma, non vedo la politica di Roma, sento delle notizie, le prendo per buone o meno, ma io vivo in un comune, ad esempio, che ha 7 paesi. Nel mio paese, personalmente, c'è un edificio a cui era stata raccolta una petizione, una raccolta di firme per buttare giù questo edificio, per farci una rotonda e favorire il traffico. Allora, ho raccolto le firme del 75% del paese, abbiamo presentato al sindaco la raccolta di firme, ma no, io non lo faccio tanto, perché alla fine è il sindaco che decide, perché il tipo che mi ha aiutato a fare non vuole, e allora dov'è la mia democrazia? E allora io sono un italiano, io personalmente. Allora, purtroppo il tempo è finito e dobbiamo andare in pubblicità. Quando torniamo facciamo rispondere ai nostri ospiti. Pubblicità. Vabbè. Allora, ultimo blocco, ultima parte dell'ultima puntata. Cominciamo con un messaggio di un telespettatore che dice che segue da 11 anni la trasmissione e continua a seguire nonostante siano passati 15 anni dalla sua maturità e ci fa i complimenti. Un altro chiedeva che cosa manca a Udine, che non va, cosa c'è a Udine che non va, però insomma adesso purtroppo il tempo stringe e dobbiamo concentrare e andare a tutta velocità in questa ultima parte per fare anche tutti i saluti. Passo la parola a Letizia. Così. Sì, allora io ascoltando un po' gli interventi di tutti mi sento di testimoniarvi l'esistenza di un altro strumento, che è uno strumento che io ho utilizzato per fare politica in senso lato, una politica non partitica, ma per potermi sentire protagonista e partecipe del contesto in cui io ero inserita. E questo è il mondo dell'associazionismo. Il mondo dell'associazionismo non è stato molto menzionato, si è parlato appunto di politica partitica, quindi di istituzioni, e si è parlato di istituzioni anche all'interno della scuola, ma le associazioni sono un altro contesto, secondo me, nel quale è possibile assolutamente partecipare, dare il proprio contributo. Francesco parlava appunto di unione, di collaborazione e parlava, senza dirlo in modo espresso, di un altro concetto, che è quello di prendersi la responsabilità di chiedere le cose. E assolutamente quando noi ci rendiamo conto del fatto che le istituzioni, chi per primo ha il dovere di farlo, non dà in modo spontaneo ciò che dovrebbe, noi dobbiamo assolutamente sentirci responsabili di trovare gli strumenti alternativi per poterlo avere, per poterlo realizzare. E quello dell'associazione, quello del fare gruppo sostanzialmente. L'associazione è soltanto una forma giuridica che dà un senso maggiore al gruppo, è uno di quei modi e passa assolutamente per l'informazione.
Quando noi leggiamo una notizia non dobbiamo assolutamente fermarci di fronte alla notizia che leggiamo, ma dobbiamo andare in profondità, altrimenti rischiamo noi stessi di essere strumentalizzati dalla stessa notizia che stiamo leggendo. Grazie. Allora, io lascerei adesso la parola ai nostri ospiti, così faccio parlare prima l'assessore Panariti, anche rispondendo a questo input di Letizia. Beh, il tema della responsabilità è centrale e senza responsabilità è difficile giungere a un obiettivo. Sicuramente è importante che le persone si organizzino, trovino insieme e discutano, si ascoltino e condividano. Credo tuttavia che il giovane, come ti chiami? Stefano? No, Riccardo. Che ha parlato prima, probabilmente all'interno del suo comune, nella fase successiva, troverà lo spazio in questa fase per farsi ascoltare. Trovo che se il 75% degli abitanti ha posto con forza una questione, quella questione ci si debba fare carico di quello che accade. Sono molto d'accordo, anche se la parte conflittuale è vero, la vita è anche conflitto, sul fatto che poi sono i ragazzi e le ragazze tra loro che devono trovare gli strumenti, la forza, i progetti, perché abbiamo sentito tante cose questa sera, però una cosa, come dire, un elemento reale da toccare in cui si dice rispetto a questa cosa questo vorrei, su questo vorrei impegnarmi, non l'ho sentita, quindi lo sforzo che c'è da fare è anche questo, a parte la Movida che mi sembra fosse stata la più, però rispetto ad altri elementi questo è l'elemento, su questo vogliamo lavorare, su questo vogliamo porre dei quesiti e dei progetti e lo portiamo avanti e lo facciamo tra ragazzi e ragazze. Bosetti. Adesso, senza voler entrare nei temi specifici di quello che non va a Udine, anche perché per un consigliere di opposizione sarebbe veramente un invito a nozze, perciò per eleganza non aderisco. Nel dibattito. Sicuramente anche il mondo delle associazioni può rappresentare, perché no, uno spazio in cui si può discutere, affrontare e cercare di risolvere determinate tematiche. Chiaramente le associazioni tendono ad avere delle mission più settoriali o però sono degli interlocutori per la politica buoni. Assolutamente. L'unione fa la forza. Quindi sì, il mio invito però è anche quello di partecipare, di cercare di candidarsi anche alle elezioni poi amministrative, insomma, con un'esperienza che consiglio a tutti di fare, arricchisce, insomma, personalità e ti fa vedere le cose in una maniera diversa, ecco, ti fa conoscere tutti quanti anche i passaggi che bisogna affrontare per riuscire magari poi a portare in porto qualche iniziativa e questo vale anche appunto per il ragazzo che ha parlato prima, per Riccardo. Certo che se c'è una grande base che chiede una cosa, beh, è giusto allora che vi facciate sentire e che cerchiate di essere ascoltati dal vostro rappresentante. Filauri, sì. La Movida, lasciamo... La Movida dedichiamo tutta un'altra puntata, se volete, alla Movida e poi possiamo discuterne. E invece tre cose mi venivano in mente. La prima sicuramente quella che richiamava Letizia, è chiaro, la politica non è semplicemente quella dell'amministratore o quella di chi si candida e viene eletto, la politica è, mi richiamo a quello che diceva Francesco prima, polis, vita della città ma della comunità e quindi chiaramente anche il ruolo delle associazioni, ma anche dei comitati, delle varie rappresentanze, anche la vita religiosa, insomma è una cosa più complessa, è più composita, quindi benvenga la pluralità di voci che si fanno sentire sui temi. Il secondo punto sul protagonismo, sempre Riccardo ha un po' animato la nostra discussione con la raccolta di firme del 75% degli abitanti del suo paese. Se il sindaco, non voglio sapere di che paese è, ma se il sindaco non ti risponde positivamente,
alle prossime elezioni evidentemente vincerete voi. Presenta una lista, hai il 75% dei votanti e vai tu. Terzo punto, per concludere su questo, sul tema principale della serata, c'è una massima che a me è cara, una massima di Orazio che dice, ve la dico in italiano perché io non sono un classicista, che dice: diventa affar tuo quando la parete del tuo vicino inizia a bruciare, no? Che è un invito in realtà a dire, magari se scoppia un incendio stiamo un attimo attenti, cioè prima che ci occupi così tanto da vicino, stiamo attenti. È una cosa interessante la politica perché ci riguarda, anche se sembra distante, indirettamente arriva a noi, e quindi è proprio necessario che, posso dire, la nostra generazione, con la maggior parte di voi ho una differenza di meno di 10 anni di fa, quindi di meno di 10 anni, quindi dico la nostra generazione. È importante che la nostra generazione si faccia sentire e si preoccupi di quello che accadrà domani, dopodomani e nei mesi prossimi. Insomma, avete due rappresentanti giovani che sicuramente, voglio dire, non è vero che in politica ci sono solo, che non piace ai giovani, perché ci sono dei consiglieri giovani, ne abbiamo presi 2 e quindi c'è la possibilità anche di trovare interlocutori che magari vi sembrano più alla portata. Professor Bertoni, ci avviamo alla fine di questa puntata e di questo ciclo di puntate che si chiude casualmente anche su un tema che è stato poi caro in questo percorso, che è quello un po' della distanza tra le generazioni di questi rappresentate da questi ragazzi, e abbiamo visto con i genitori, col mondo della politica, con l'Europa, entità astratta di cui fanno parte ma che sentono a volte distante. Che considerazioni si sente di fare? Ma considerazioni decisamente positive. Sentendo gli interventi degli studenti, ma soprattutto dei rappresentanti delle istituzioni che sono qui, si vede che c'è la possibilità di dialogo. Dalla parte degli amministratori c'è questa attenzione, questa propensione. Io invito i giovani a non dimenticarsi di questo, che spesso sentiamo parlare di determinate cose solamente perché sono degli stereotipi negativi, ma in realtà è tutto interesse del politico ascoltare le persone. Poi, parlando di politica, mi sento di dire una cosa che ripeto ogni volta quando c'è il rinnovo della consulta provinciale di studenti, quando descrivo il famoso DPR 567 del 96, che fa sorridere molto alcuni, perché lo cito spesso, perché quella deve essere la linea, la guida dell'azione della consulta provinciale di studenti. E dico in quelle occasioni che la consulta è al servizio delle scuole. E lo stesso discorso lo faccio per i politici e per la politica. I politici sono al servizio della comunità, non dobbiamo dimenticare questo. Comunque, tornando alla trasmissione, ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro, come dicevo all'inizio, un buon lavoro di confronto, un buon lavoro di ascolto. In questi anni effettivamente, come dicevo, anche in periodi particolari di riforme, di rinnovi, quindi di questo sistema dell'istruzione, effettivamente questa occasione, Effetto Friuli Giovani, ha rappresentato anche un momento di scambio, di confronto e di crescita. E siamo arrivati molto velocemente, devo dire, alla fine di questo ciclo di trasmissioni. Forse ci voleva qualche altra trasmissione perché effettivamente ormai eravamo ben rodati. Da parlare. Eravamo ben rodati con il supporto, e non finirò mai di ringraziarli, del professor Cioli, il supporto del professor Martin e il supporto del professor Babbo, che ringrazio infinitamente, e a questi va questo applauso da parte degli studenti. Mi unisco anch'io. Mi unisco anch'io all'applauso, perché rubo questi 30 secondi che ci rimangono perché anch'io devo fare i miei personali ringraziamenti. Naturalmente non so da chi cominciare, però appunto partiamo dal professor Bertoni che mi ha supportato e consigliata e aiutata durante questo percorso, professor Cioli, professor Martin, professor Babbo. Naturalmente il mio ringraziamento più forte e più grande va a voi e ai ragazzi che oggi non sono qui ma che sono stati con noi in queste puntate, perché per me è stata
una bellissima esperienza lavorativa, di crescita professionale, ma anche umana. Siete stati la mia finestra sul mondo di una generazione che non frequento tanto, ma che mi è piaciuto molto poter guardare negli occhi. Ci separano qualcosa più di 10 anni, però io mi sono sentita giovane quanto voi. E il mio augurio è di buone cose di tutto, continuate a essere idealisti, a credere nel vostro percorso, non arrendetevi, bravo a te. E niente, ci fermiamo qui, ci rivedremo, ma Effetto Giovani torna, perché torna in replica lunedì mattina, per cui potete ancora rivederci. Tutte le puntate sono presenti sul sito di telefriuli.it. Grazie a tutti, vi lascio all'Uomo delle Stelle e alla prossima. Grazie.